Siamo al Parco Giardino Sigurtà con Elena Bertolini che ci racconta qualche curiosità sulla fattoria didattica. Buongiorno, oggi vorrei parlarvi della fattoria didattica che si trova al Parco Giardino Sigurtà. Ha una storia curiosa che io vorrei raccontarvi. Vorrei però partire da questa immagine storica che ci fa vedere uno scorcio della fattoria. La fattoria fu fatta costruire ancora negli anni 40 dal dottor Giuseppe Carlo Sigurtà. Lui comprò tutta questa proprietà nel 1941 e l'acquisto fu fatto con uno scopo ben preciso, che era quello di essere un supporto all'industria farmaceutica che il caro dottor Sigurtà aveva a Milano. Eccola qui. In questa industria il dottor Sigurtà produceva dei farmaci a base di latte e questa fattoria serviva quindi per allevare circa una trentina di mucche, dalle quali poi appunto lui usava il latte per fare i suoi farmaci. Erano per lo più dei farmaci da banco per il mal di stomaco, per la tosse. Ecco, uno dei farmaci più conosciuti era la Transpulmina. Però questo era lo scopo della fattoria, essere un supporto per la sua industria farmaceutica. Una cosa curiosa che a me piace sempre fare notare è dove è collocata questa fattoria, perché si trova sull'esterno della proprietà. E questo non è un caso, perché il dottor Sigurtà aveva già intenzione di sistemare l'antico giardino, quella traccia di antico giardino che ancora si scorgeva nella proprietà. Questa che vedete è una vecchia cartina del Parco Giardino Sigurtà, una delle prime. Se voi osservate, qui si intravede la fattoria, dove ancora oggi è collocata, quindi sull'esterno, come vi dicevo, della proprietà, e qui c'è un accesso diretto alla strada, che è questa che corre fuori dalla proprietà. Il dottor Sigurtà era attento a quello che questa proprietà conservava, questo antico giardino, e che già in lui c'era quest'idea di far ritornare in luce. Questo è il motivo di questa fattoria che 10 anni fa circa, forse anche qualcosa di più, nel 2007-2008 è stata completamente risistemata. Sono stati anche inseriti degli animali. Gli animali scelti non sono stati casuali, ma con una logica ben precisa, che era quello di inserire degli animali che fossero in via di estinzione, e tra questi ecco spicca la gallina padovana. La curiosità della gallina padovana è il fatto che al posto della cresta, come vedete, ha un ciuffo di piume che le rende piuttosto ridicole. E questa è una gallina che si dice padovana, ma in realtà ecco, non sembra originaria della città del Santo. È probabile che arrivi addirittura dalla Russia e quindi questo spiegherebbe il motivo del ciuffo, sarebbe un modo per proteggere insomma, la testa dal freddo. Questo invece che vedete è il tacchino bronzato veneto. Tutti i nostri animali sono tipici del Veneto e ci ha aiutato in questa ricerca Veneto Agricoltura, che è questo grande ente volto alla salvaguardia di tutto ciò che concerne l'agricoltura ecco, del territorio veneto. La fattoria oggi è anche una fattoria didattica, un luogo dove noi veniamo con le scuole a fare delle attività, dei laboratori. Qui alle mie spalle vedete dei pannelli che danno delle informazioni sugli animali che ospita. Ci sono anche degli asinelli, delle anatre e anche delle pecore. Asini e pecore girano anche in alcune zone ecco, limitate del parco, quindi liberi di pascolare. Pannelli degli animali, abbiamo anche altri pannelli che spiegano come funzionano gli alberi. Sono molto belli, hanno sempre questo sfondo didattico, però insomma io invito anche gli adulti, se capiterà loro di venire qui in fattoria, di dargli una letta perché sono veramente molto interessanti.